Cari amici, bentrovati. Oggi siamo a Udine per parlare di futuro e di scenari internazionali. È il momento infatti della terza edizione di Open Dialogues for the Future, un momento anche questo fondamentale per capire e interpretare quelle che sono le dinamiche internazionali. Un appuntamento che si terrà giovedì 6 marzo, quindi oggi e domani, venerdì 7 marzo, in diverse location. La prima sarà la chiesa di San Francesco, ma ne parliamo insieme a Giovanni Da Pozzo, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Ben ritrovato e benvenuto. Buongiorno a tutti, ben ritrovati gli amici che verranno ad ascoltare questi 2 giorni o quelli che si collegheranno in streaming. È un'opportunità attraverso un panel di relatori di altissimo livello di approfondire quelle che sono le dinamiche che stanno cambiando gli scenari, non solo politici ma anche economici in tutto il mondo. È indubbio che quello che è successo negli ultimi 3 anni, Open Dialogue for the Future è nata in un'idea del 22, la prima edizione del 23, questa è la terza edizione, quindi stiamo un po' anno per anno consolidando questo progetto, ma è indubbio che quello che è accaduto in questi 2 anni non ce lo saremmo mai aspettati. Scenari di guerra, situazioni di grossa tensione in molte aree del mondo, l'economia che si sta ricalibrando all'interno di quelli che sono le grandi aree economiche, in particolar modo fra gli Stati Uniti e la Cina, con l'interlocutore che riappare la Russia, che oltre ad essere un interlocutore protagonista, purtroppo a suo malgrado, della guerra con l'Ucraina. Quindi sono scenari che stanno cambiando tutto, e soprattutto le elezioni americane, che saranno oggetto di panel approfonditi, con quello che sta succedendo nelle ultime settimane, ci fa capire che quello che è successo nel passato non si ripeterà nel futuro. Ha un nuovo ruolo defilato per gli Stati Uniti, un'Europa che saprà trovare finalmente una posizione. Questo è quello che ci aspetta, è uno dei temi di cui parlerete nella prima conversazione di oggi, che sarà proprio diretta da Federico Rampini. Sì, quest'anno questo forum, che è arrivato alla sua terza edizione, si rivela ancora più utile, indispensabile per dare risposte a degli interrogativi che stanno diventando drammatici, e quindi è davvero un'iniziativa importante per quello che le risposte che può cercare di dare al mondo dell'intera regione Friuli Venezia Giulia, ma anche una audience nazionale, perché questo è un forum che ha ormai un prestigio nazionale. Parliamo al mondo delle imprese, preoccupato per i dazi, parliamo alle istituzioni, parliamo ai giovani che si chiedono in che mondo vivranno, per quale mondo si devono attrezzare. Tra i quali ci sarà la professoressa di Global Affairs and Geopolitics dell'SDA Bocconi, Sylvie Goulart, che è qui con noi. Allora, benvenuta. Buongiorno. Uno scenario che un po' ci fa temere per il futuro. Importante è riuscire ad interpretarlo, coglierne le linee e i possibili sviluppi. Siamo a un momento davvero speciale, uno spartiacque, si può dire in italiano. Il mondo che abbiamo conosciuto sta andando per la fine, ma abbiamo anche punti di forza, e soprattutto il fatto di essere uniti nell'Unione Europea ci dà la possibilità di giocare un ruolo con la scale giusta nel mondo, ma dobbiamo per questo unirci e unirci molto più di quello che abbiamo fatto prima nel settore della difesa, ma non c'è una difesa senza una diplomazia comune, e non c'è una diplomazia comune senza utilizzare bene tutti gli strumenti economici e finanziari. Con me c'è il vicepresidente Michelangelo Agrusti, ben trovato. Un appuntamento, direi, oggi chiave per poter leggere la contemporaneità e essere preparati per il futuro. Capita in un momento particolarmente preoccupante della storia del mondo, quindi non credo che questa generazione lunga, da quella che va dal dopoguerra ad oggi, non abbia mai vissuto un periodo così complicato, denso di rischi, e questa edizione capita
in un momento straordinariamente significativo. Sentiremo qua da tanti protagonisti, da tanti commentatori, da tanti analisti qual è la loro visione. Io ne ho una mia, quindi credo che assisteremo a dei cambiamenti strutturali nella organizzazione del potere del mondo. Insieme a me c'è Andrea Prete, presidente Unioncamere, ma quanto importante è poter essere informati, capire, indagare, approfondire quelli che sono i nuovi equilibri, tra l'altro con cambiamenti repentini, importanti della storia, per affrontarli anche dal punto di vista economico. Questa iniziativa, che è la terza edizione che il presidente D'Apuzzo ha lanciato, è stata brillante e innovativa dall'inizio. Oggi è il centro delle nostre attenzioni, perché il momento che viviamo sposa in pieno l'essenza di questa iniziativa. E poi la presenza di relatori di altissimo profilo, a partire dal Federico Rampini, che chi più di lui in questo periodo cerca di farci comprendere quel che accade. È un evento assolutamente sul pezzo, come si potrebbe dire. I temi sono tanti e di questo si discuterà. Io credo che ci sia un tema che riguarda le imprese, che sono i dazi. Vorrei ricordare che noi esportiamo l'11% dell'export totale italiano. Siamo con Orietta Moscatelli. Il mondo che cambia, scenario geopolitico fra 2 guerre e 3 continenti. Analista di Limes, ci ha parlato un po' anche del punto di vista della Russia, no? Quello che di solito si tralascia, sembra un po' un mistero che cosa sta accadendo là. In realtà c'è del fermento, qualcosa che anche per noi può essere importante per capire come si evolveranno gli scenari futuri. Assolutamente, perché ovviamente in tempi di guerra ognuno comprensibilmente tende ad ascoltare la propria voce, però fare rimbombare questa voce ad oltranza senza sapere cosa si parla dall'altra parte, diciamo, della nuova cortina, di quale metallo possiamo discuterne, è pericoloso in prospettiva. Allora, oggi in Russia non c'è una posizione univoca sul cosa bisogna fare rispetto a questo conflitto, quando si potrà andare ad una tregua, quali devono essere i reali obiettivi. Mai come ora io penso che l'Europa sia chiamata a delle scelte importanti di tutela soprattutto delle imprese del proprio continente. Siamo insieme ad Arduino Paniccia, presidente Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia ASH. Benvenuto innanzitutto. Grazie anche a voi. E con lei abbiamo parlato dell'importanza, insomma, di comprendere il futuro e di essere pronti anche ad agire, pronti con la nostra difesa. Sì, credo che questa sia l'occasione, forse l'ultima vera grande occasione per l'Europa e per noi, di avere una strategia europea che riguarda non solo la difesa, riguarderà poi molti altri settori, ma si parte dalla difesa prima di tutto, perché ho la sensazione che nel mondo di potenze che si va configurando in una maniera plateale con Trump, ma anche con la Repubblica Popolare Cinese, ma anche con i paesi da 1,5 miliardi di persone come l'India, sia molto difficile poter sopravvivere in un futuro come abbiamo avuto fino adesso di pace e di benessere senza avere una strategia propria che venga appunto difesa da un apparato di sicurezza, di intelligence e anche da un proprio esercito. Ora, il futuro dell'Asia lo teniamo insieme alla NATO, ancora tutti insieme, oppure se costituiremo un nucleo il quale dipenderà soltanto da noi. Questo lo vedremo, sarà un problema strategico.